Si delinea un'ipotesi di soluzione nella vertenza delle oltre 100 imprese siciliane creditrici del gruppo CMC di Ravenna in crisi finanziaria e dei 2.500 dipendenti che non percepiscono lo stipendio da diversi mesi. A seguito di una fitta serie di incontri a Roma, la CMC ha dato indicazioni ad ANAS di girare direttamente alle imprese alcuni pagamenti che l'ente ha in itinere e che saranno determinanti ai fini della ripresa delle attività lavorative. Infatti alle imprese è stata chiesta una graduale riapertura dei cantieri. Questi pagamenti servirebbero a mettere le imprese nelle condizioni di corrispondere parte delle spettanze ai dipendenti e ai fornitori e di sbloccare i DURC, condizioni essenziali per poter accettare di riprendere l'esecuzione dei nuovi lavori che sarebbero pagati successivamente e direttamente dall'ANAS. In alcune porzioni di cantieri già prossimi al termine o comunque tali da rendere funzionali alcuni tratti di strada, anche al fine di limitare disagi al traffico e alle popolazioni coinvolte. La riunione del Comitato dei Creditori, nel considerare queste somme come anticipo sul totale dei lavori già eseguiti per oltre 50 milioni di euro e non ancora saldati dal General Contractor Empedocle Bolognetta, ha approvato all'unanimità la proposta della CMC ed ha chiesto di raccogliere le ultime forze residue e di riaprire appena possibile i cantieri per senso di responsabilità nei confronti dell'intera Sicilia. È stato spiegato, consapevoli di dover affrontare ulteriori enormi sacrifici e di dover chiedere ancora pazienza e condivisione di sofferenza a dipendenti, fornitori e banche. Le imprese incontreranno prossimamente i due general contractor per aspetti tecnici e attendono una convocazione a Roma, si spera la prossima settimana a Palazzo Chigi, con i ministri dei trasporti e dello sviluppo economico, con l'ANAS, la regione siciliana e la CMC, per mettere a punto una soluzione normativa che consenta alla stessa regione di anticipare il saldo delle spettanze pregresse che poi riceverà nel tempo dalla CMC.